Aspetta, ok, vai. Siamo qui per ricordare i 70 anni della corsa del Termen, che nasce nel 1948. Piero, chi è che ha organizzato la corsa del Termen nel 48? Nino Chicchino e Nino Perion, che ha organizzato la prima corsa. De Lorenzi. De Lorenzi. E com'era la prima corsa? Che circuito aveva le prime? Di 5 km, andava verso via Francesco Petrarca dalla chiesa e veniva tutto qua. Che a Caormare Non c'era Non c'era Caormare. E le strade erano asfaltate o no? tutte bianche. Tutte bianche. Tutte sassi. L'idea da chi è venuta di fare sta roba qua, di fare questa corsa? In osteria Parlando, gli ha fatto questa idea qua. È nata così insomma, nel 48. E poi ha continuato ancora con presidente, vicepresidente e comitati, il presidente dei comitati che era quello, non era altro. Ecco, io ho qualcuno che ha corso, lui l'ha corso Io ho corso dal 58 e anche te. nel 58. Come si arrivavi? Sono arrivato con una spalla rotta. Sì, clavicola rotta e Corea con la Leo. Con la Leo, con la bicicletta Leo. Tempesta, e che edizione era, o si ricorda? 58. Del 58, tempesta e piova. Tempesta e piove. Tempesta a Cimetta la via e il sole qui. Il sole qui. E quanti concorrenti erano sulle prime edizioni? Era 80 gente? Centinaio, 200? Centinaio. E dopo è sempre andata meglio. Sempre meglio. E si è andati avanti ogni anno, non è mai interrotto. Mai. No, è stata interrotta 2 anni. Dal 60, se non mi sbaglio, dal 73. Allora, l'è stata interrotta nel 65 Sì. e dopo nel 2013. Gli unici 2 anni. Dopo le Per problemi sì, per poi veramente. 65 è andati via Whisky. Va bene. Dopo era altri che ha corso qua da Cimetta, era suo fratello. fatta nel 59. Il gruppo sportivo di Cimetta, quello ciclistico, come nasce? La Compress. La Compress? Sì. Il primo gruppo sportivo Cimetta è nata la Cimetta Compress. Cimetta Compress. Che era una squadra che poi correva Con gli amatori. Era GS Ha Cimetta. cominciato con gli amatori e poi ha fatto anche i dilettanti e ne ha vinto qua dei dilettanti qua che correva con la Munaron Compress. Cosa? Prova 2 anni in affari. Cosa? e la corsa del Termen è sempre stata fatta il dì di Pasqua. Allora sempre il giorno di Pasqua. Allora, i 2 corridori della Compress era Durante Agostino e De Lazzari Fabrizio. Sempre con la Munaron Compress. Deloira che ha fatto. Io passo anche qualche campione, qualcuno che deve diventare famoso, campioni Era dopo. Basso, Andrew Leoni. Il passo, qua il passo. Basso, Ivan Basso non la corre squadra Cimetta. La corre sì, ma ha vinto. Vabbè, Però corsa Ma la corretta. Ma a tanti che io corro qua, il Vanzella, il Vanzella che è morto, il Favero, Poi Dopo? dai Colle, quei compagni là, e Stari, Palovan, Zopas. Mario Zanin che l'ha vinto le Olimpiadi. Che sono Campione ma non ha olimpico. vinto qua Cimetta mai. No, Ma che ha partecipato lo stesso, va bene. l'ultimo professionista qua locale, sì, il nostro, era maronese da Lutrano, che l'ha vinto, disegna e le passa al professionismo nel 2015. E mi pare che la smessa che uso. Se no l'ha smessa anche lui sto anno. Bene, mi pare che poi. Dopo Nizzolo E l'unico di Cimetta che ha vinto è stato Mauro Furlano. Mauro del 99. L'unico che ha vinto è Mario Furlano. Mauro bravo, Forlani, sì, che Qualche aneddoto, qualche curiosità, Che correva qualcosa con interessante la Fiore. che si può raccontare. E dopo qua ha corso anche di Cimetta, ha corso Rudy Carnelos, Dario Ugo, che seria suo mio fratello, fratello, Dario Mario Sariemi, E Angelino Zanardo. Angelino Zanardo, Angelino Lino Zanardo. Sanson, Piero Pessot.
Piero Pessò, Lino Sasson e Zambondino. e Zanetti Massimo Agame Fiolla. Ah, sì? Benissimo. Sì. Bene. E allora ci ritroviamo qui per il 100°. Domenica per la corsa e fra 30 anni per il 100°.